solo per spendere 170 milioni di euro con lo scopo di mantenere le grandi navi da crociera a ridosso del centro storico di Venezia, dove sappiamo che sono la prima fonte di inquinamento di quel centro famoso peraltro nel mondo per la fragilità e la bellezza del suo tessuto urbano e del territorio circostante. Bene. Lupi voleva inserire questo progetto in legge obiettivo, in ciò spalleggiato da Luca Zaia e dalla giunta regionale Belenda. Siamo riusciti per il momento a mettere un grosso stop a questo progetto con una mozione in Parlamento, ma qui è come un colabrodo, no? Tappi un buco, ce ne sono 100.000 altri, da cui escono i soldi dei cittadini e muoiono le speranze poi di diventare un paese normale. Sostanzialmente Renzi dunque predica bene, benino, dai, non è che ci crediamo tanto, e razzola poi male. La conferma di Lupi è stata comunque chiesta anche da altri soggetti politici, come la FAI Conftrasporti, che ha detto che voleva stabilità, voleva continuità, proprio quella che predica invece al contrario Renzi, lui dice discontinuità. E continuità vogliono anche gli imprenditori che vogliono mantenere il loro interlocutore. Abbiamo sentito prima che molto spesso questi personaggi si vedono finanziati alle campagne elettorali. Beh, se io ho fatto un investimento dopo voglio che mi renda, voglio che rimanga lì e non che me lo tolgano come si può dire, di mezzo. Adesso capite perché il Movimento 5 Stelle per esempio impone ai suoi portavoce eletti di svolgere attività politica con cariche elettive per non più di 2 mandati. Basta, fine, dopo. Non capiamo invece con quale logica uno degli ultimi atti, parliamo di 4-5 giorni fa, del Ministero Lupi sia stato la conferma di Ercole Incalza come capo della struttura tecnica di missione sulle grandi opere. Ettore Incalza, teniamo presente, è indagato per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione e all'abuso. Dove? A Firenze. Per cosa? Per avere favorito un consorzio capeggiato da una Coop rossa. Allora io vedo un triangolo, no? Renzi, Lupi nuovo centrodestra, Incalza, Coop rosse. Non voglio fare nessun teorema giudiziario, ci penserà la magistratura. Io intanto rilevo altre curiose coincidenze, che anche Lupi è stato indagato, poi prosciolto, per una questione di presunti favori alla Compagnia delle Opere a Milano, e anche l'attuale sottosegretario Rocco Girlanda ha avuto le sue grane. Mi chiedo se per questo magari verrà confermato o no. Mi aspetterei che dopo un atto di questo genere del resto Lupi fosse stato quantomeno messo in discussione, invece viene confermato. Taglio? Bene, allora concludo. Lupi doveva essere qui, più vicino oggi, ma deve essere anche Roma a giurare. Curioso, no? Questo contrasto. Lì giura fedeltà e qui doveva venire a dire delle bugie. Per esempio che la Romea commerciale serve ai cittadini, che è sostenibile dal punto di vista finanziario, che non si scaricheranno i costi sulle nostre tasche, che non si garantirà ai concessionari una remunerazione dei loro investimenti privati superiore al costo del denaro per lo Stato. Cioè dovrà dire che così qualche cosa tirano fuori i privati e non sarà lo Stato ad avere invece convenienza a farsela in proprio. Detto questo, è un'opera assolutamente inutile, dannosa, impattante. Ci sono alternative, come ci sono alternative al disastro del canale Contorta a Venezia, ma purtroppo quando servono a tutti non servono a quei pochi. Cittadini parlamentari, adesso non so dove siano, Marco e Girotto. Chiedo a loro magari di non fare una presentazione, ma se vengono qui di rispondere ad eventuali domande che arriveranno dal pubblico, quindi diamo
Ok, perfetto. Ecco Girotto, ecco Marco, benissimo. L'ultimissimo intervento è di Caterina, 2 minuti anche lei. Facciamo del male, non siamo assicurati. Buongiorno a tutti, allora io dovevo fare un intervento su Pedemontana, che è un'altra autostrada, quindi stiamo parlando stamattina di 6-7 nuove opere viarie, che è già in costruzione, in fase di costruzione, ai piedi appunto delle prealpi. Però i motivi di tempo mi costringono ad essere velocissimo, quindi salto tutta questa introduzione sulla Pedemontana per dire, per fare questo tipo di discorso. Intanto ricordiamoci che noi siamo qui e di là c'è un altro gruppo. Io da 3 mesi sono collaboratrice del senatore Cappelletti, che è di Vicenza e che tra l'altro è ammalato, si scusa, doveva venire e non può esserci, e mi sto rendendo conto di un fenomeno. Il mondo è diviso in 2 gruppi: il gruppo che distrugge il territorio e noi che invece cerchiamo di salvare il salvabile. Arriviamo quasi sempre in ritardo e dobbiamo affrontare migliaia di impedimenti, per esempio l'accesso alle carte, non vi dico l'accesso agli atti, per vedere appunto i progetti di finanza, per vedere come sono strutturati le concessioni, le convenzioni. Sono contentissima, quindi vorrei incoraggiarci un pochettino oggi, perché il muro del pianto sono 2 ore che lo facciamo, è disastrato il Veneto, è veramente disastrato. Allora sono contentissima di aver sentito parlare dei tecnici, lo scrittore, degli architetti, abbiamo qua i parlamentari, perché abbiamo bisogno di questi tecnici che ci aiutino a leggere le carte. Noi abbiamo, le convenzioni sono centinaia di carte da esaminare e vorrei appunto invitare la signora Pissotto, che adesso è in Commissione Infrastrutture, mi pare, vero? Trasporti da poco, ma abbiamo bisogno dei parlamentari, dei tecnici, per supportarci nella lettura di queste carte, per poi poter proseguire nei nostri interventi. Quindi questo. Mi devo riallacciare anche al discorso di Morra, che ho un punto in particolare. Io dico questo: noi siamo qui e ci stiamo dicendo le cose in cui crediamo profondamente, cioè crediamo nella tutela del territorio, ma noi siamo qui e ci parliamo a noi, dobbiamo divulgare questo, dobbiamo sensibilizzare la gente. E da dove dobbiamo partire secondo voi, visto che questa generazione, la mia generazione, è questa, è andata, chi ci crede, chi lotta è qui, gli altri sono da un'altra parte. Dobbiamo cominciare dai bambini, dalle scuole, da lì dobbiamo iniziare, e anche questo secondo me è un punto importante del Movimento 5 Stelle, cioè le scuole a partire dall'asilo. Io, se fossi un sindaco, un giorno alla settimana lo passerei in un asilo a portare i bambini a piantare una pianta, a raccogliere i rifiuti, a parlare di differenziata. Quindi questo è l'invito. E concludo, perché appunto ero qui per dire 2 parole su Pedemontana, speravo che mi avessero messo la diapositiva. Ecco, che è praticamente una diga di cemento che viene costruita ai piedi delle Alpi, se la vedete, no? Non c'è ancora. E sapete la quantità di acqua che abbiamo lì? Abbiamo le Alpi, la neve e le risorgive, e una quantità di acqua incredibile che viene da sotto. Quindi abbiamo questa diga di cemento che non permetterà la permeabilizzazione dell'acqua, quindi con disastri idrogeologici ancora difficili da quantificare. È un'autostrada parallela alla 4, quindi è un doppione. E siamo qui di nuovo a parlare, non vi dico, avevo 6 pagine sul progetto di finanza, non vi dico, siamo passati da 20 milioni di euro a 600 milioni di euro alla fine, quindi tutto a costo dei cittadini. Il pedaggio doveva essere gratis per i residenti, non è più, adesso anche i residenti dovranno pagare il pedaggio, e una serie di cose che devo tagliare per motivi di tempo. Concludo appunto con questo augurio: cerchiamo di allargare questa nostra sensibilità alle generazioni più giovani. Diamo la parola un attimo
lui? Io sono Massimo Marco Rossi, sono un piccolo produttore televisivo, da 7-8 anni, 10 anni sto facendo video per conto dei movimenti che difendono l'ambiente e non hanno voce. E io volevo dire qualcosa a proposito dell'espressione usata da Carlo Giacomini relativa alla situazione dell'encefalogramma della classe dirigente del Veneto. Io non sono d'accordo che sia piatto, è un encefalogramma o schizofrenico o delinquente, perché questi sbagliano sapendo di sbagliare. E d'altra parte mi pare che molti interventi questa mattina abbiano messo in evidenza che si tratta proprio di una strategia di occupazione del potere da parte delle diverse mafie. Stamattina, venendo qua con il mio amico Alessandro, si ragionava del fatto che il ministro dell'ambiente incaricato dall'esimio Presidente del Consiglio si chiama Lucio Galletti, è dell'UDC ed è di quel partito che è di un certo Casini, che è genero di Caltagirone, il grande speculatore immobiliare che, vedi caso, è anche proprietario del Gazzettino ed è anche proprietario di molti altri mezzi di informazione in tutta Italia. È la connessione, notate, il Ministero dell'Ambiente. Allora io devo dire che mi sento qui in casa mia, perché vedo non solo i deputati ma tutti i presenti, che sono persone tutte che hanno il coraggio di dire pane al pane di Malvino e delinquenti ai delinquenti. Però queste cose, questi messaggi non siamo capaci, non abbiamo sinora gli strumenti, non abbiamo adoperato bene, secondo me, gli strumenti per raggiungere il popolo veneto. Io francamente, per aver vissuto i drammi della Pedemontana, della Laguna di Venezia, io sono veneziano, della Entroterra Trevigiano, ho abitato lì per 20 anni, del Brenta e di tutti i fiumi sui quali continuo a fare video, io mi rendo conto che la schizofrenia e la delinquenza ambientale è sempre più veloce e sempre più irreversibile. Io sono angosciato dal fatto che sto vedendo le falde acquifere di tutta la Pedemontana, che benissimo ha spiegato quant'era la persona che è intervenuta prima di me, e che saranno fiondate a valle da questa opera dissennata che interrompe tutti i flussi naturali, tutte le capacità di assorbimento delle terre. Sono tutte in zona nelle quali ci sono delle stratificazioni geologiche che oggi recuperano le acque. Quando tu le hai tagliate, quelle sputano fuori e saremo allagati il doppio, il triplo di quello che non venga attualmente. Sono criminali questi del Veneto. Allora io dico questo, io ho registrato quasi tutto, anzi questa mattina ne farò una sintesi, compreso anche il fatto, e mi assumo completamente la responsabilità di dire che Zaia è pazzo schizofrenico, come Chisso, come gli altri assessori regionali e come i rappresentanti di questo governo, che bisognerà che sfidiamo chiamandoli per nome, perché il Lupi non va lasciato tranquillo, come non va lasciato tranquillo il ministro dell'ambiente, e qui ci misureremo tutti. Io sono convinto che con questi personaggi sia superfluo e sbagliata la forma di lotta del mostrare i muscoli. Basta semplicemente fare quello che abbiamo fatto qui questa mattina: nominare i loro delitti ambientali, assegnarglieli e dirlo con quanta voce abbiamo in corpo, sempre, in continuazione, non una volta tanto. E da questo punto di vista, se posso esservi utile, quando vorremmo studiare un progetto di martellamento multimediale a livello regionale veneto per demolire questa banda dei buchi, io sono sempre stato a disposizione. I ragazzi si
organizzano per le risposte, quindi partiamo a raccogliere le domande. Chiedo a chi si è prenotato per le domande di porle e poi facciamo rispondere tutti alla fine in modo da non avere troppa confusione. Sara, procedi. Sì. Mario Dondini dal Dolo, buona giornata. Allora, la cosa che bisogna marcare, secondo il mio punto di vista, è il primo imputato è la democrazia, perché se i cittadini non sono così capaci di scegliere i loro rappresentanti, è noto che 35 anni fa, gli anni volano, ho conosciuto il signor Chisso nella regione Veneto e vi domando: ma cosa vi aspettate dopo che uno per 35 anni amministra il potere? È diventato semplicemente uno stomaco che ingoia a velocità sempre crescente non sa che cosa. Questo si traduce, visto che è assessore, mi pare, ai trasporti o viabilità, così come si chiama, non lo so, questo si traduce in questa selvaggia opera di cementificazione. Cortesemente alla domanda. Allora ho perso forse l'intervento delle grandi opere del Metap Veneto stamattina perché non sono riuscito ad arrivare in tempo. La domanda è: il passante, mi risulta da voci, hai parlato Emanuele di Intrallazzi, mi risulta che nel suo bilancio non siano presenti dei finanziamenti ottenuti dall'Europa. Ora, se così è, dicono anche che sono serviti a salutare la giunta Galan e dicono anche che la Romea Commerciale deve salutare la giunta Zaia. Possiamo controllare questi bilanci? Grazie. Quindi non c'era. Ok. Vai avanti, raccogli le domande. Sì, io volevo riallacciarmi a quello che è stato un intervento. Da dove dobbiamo cominciare? Ed è stato il discorso della scuola, dei bambini, eccetera. Io vorrei semplicemente far notare questo. Qui siamo tutti convinti di certe cose, di un certo modello di crescita o di sviluppo, come si voglia dire. Su queste cose le condividiamo quello che è stato scritto nei libri, ma come fa a uscire da qui? Cioè non possiamo, come diceva il signore che parlava di fare i video, cioè qui c'è una grande parte di elettorato, di cittadini, di persone che non conoscono, non riescono a venire a conoscenza di queste problematiche. Quindi bisogna che il movimento trovi un modo diverso da quello che è stato seguito fino adesso, che è la rete, internet. Tanta gente non segue internet, non legge i giornali, non legge i libri. L'Italia purtroppo è nella classifica, per chi legge libri e giornali, a terra a livello europeo, quindi si spiega anche perché poi i voti vengono dati in un certo modo, e bisogna che il movimento studi una strategia per uscire da qui, per riuscire a convincere anche altre persone, informare altre persone fuori dal movimento di questi temi qua. Altre domande? Cerchiamo di costruire una domanda. Ha una domanda? Grazie. Mi chiamo Alano Andretta e volevo dire una cosa. Qui si parla adesso di appunto sviluppare a tempo pieno tutte le autostrade, ma in Europa, se non sbaglio, cerca di potenziare il trasporto ferroviario. Noi in calo di traffico, appunto per sicuramente interessi, possibile che non si riesce a far capire alla gente appunto la possibilità di sviluppo ferroviario per il trasporto specialmente di merci invece che il trasporto su gomma? Grazie. Un'altra domanda? Alzate le mani chi vuole fare delle domande. Forza ragazzi. Più che domande sono parole varie. No, contestavo il nostro giornalista web perché ha detto che sono schizofrenici. Non sono schizofrenici, sono delinquenti.
Perché come no, prima l'aveva detto in altra maniera, bisogna proprio dirlo personalmente, cioè bisogna contestarli sul merito. Allora, come coloro che hanno votato gli F-35, che sono delinquenti perché l'hanno votato, e tutte le varie porcate, quindi perché gli altri sappiamo che sono delinquenti da anni, questi magari da meno. Allora, dobbiamo sapere che il PD è dentro le grandi opere, quindi si sono aggiunti, e quindi a questi personaggi del PD dobbiamo dirglielo in faccia cosa sono. Ragazzi costruttivi. Allora, un'altra cosa, unione dei parlamentari veneti. Se noi abbiamo unione di persone, di onorevoli cittadini, su un argomento, una persona ne porta uno, un altro ne porta uno, ma tutti quanti firmano assieme, si fa accordo. È fondamentale l'unione fa la forza, insomma, mi pare che sia una cosa vecchia da dire. Una domanda per favore, ti prego, non fare interventi. Sulla Pedemontana una cosa veloce. Ci avvisano che nei lavori che stanno già facendo, a 22 metri di profondità, stanno buttando giù le palancole di ferro, la falda è già stata bloccata, quindi le zone a monte, industriali a monte, non stanno già più scaricando acqua, 22 metri, perché a loro serve il ghiaione, anzi serviva perché i progetti sono di 15 anni fa, quindi ci presentano progetti ultra vecchi, e l'ha detto anche il nostro architetto, su che progetti ci stanno buttando avanti, e serviva il ghiaione, adesso no, dobbiamo farlo capire questo. Basta, ti prego, non sono domande, mi dispiace, No. lasciamo spazio alle domande. Grandi opere da fare è l'idrovia intesa come scolmatore. Ok ragazzi, non facciamo questo, vi chiedo la cortesia di fare delle domande, poi se c'è spazio facciamo degli interventi, ma non c'è per ora. Qualcun altro? Sara, domande? Lorenzo, domande? Sì, domande. Il mio dubbio, ed essendo una domanda, è questo, a riguardo della Orte Mestre, è questo, cioè abbiamo due fiumi, uno si chiama Adige e l'altro si chiama il Po. Facendolo attraversare trasversalmente con un'opera del genere facciamo una diga naturale per cui la nostra cara Adria Rovigo, in caso di rottura di uno di questi fiumi, andrà semplicemente sotto. Questo non è allarmismo, questa è una prevenzione idraulica e una sicurezza idraulica. Ok, un'altra domanda, avete capito? Se c'è qualche domanda, un'altra domanda? Sì, salve a tutti, sono Orietta Magnin e sono assessore al comune di Mira. Io vi chiedo una cosa, di fare quanto prima una mappatura dei comuni, dei territori che hanno in Veneto avuto problemi di allagamenti, alluvioni, frane, eccetera, eccetera, perché di fatto queste persone sono lasciate da sole e nessuno fa una mappatura precisa, analitica e puntuale di quelle che sono le criticità. Su questa mappa vi chiedo di organizzare informazioni sui territori e fare un documento dove andiamo a dire esattamente il perché sono successe queste cose, quante sono state le risorse sprecate, e soprattutto dobbiamo partire da un principio fondamentale che è il risparmio del suolo e non consumarlo più, ma soprattutto l'equilibrio idrogeologico e non l'invarianza idraulica, che sono cose profondamente diverse. Grazie. Anni? Franco Conti. Domande, Franco? Grazie, sì, velocissima. Mi riferisco alla Trasporesana Legnagoro-Vigo, però si può estendere a qualsiasi altra strada tipo la Orte Mestre. La mia domanda è questa: com'è possibile regalare ad un'impresa, a un imprenditore, una superstrada?
Vale a dire, io non vedo nel computo economico esempio di Venere Autostrade o di chi sia, il costo che deve pagare allo Stato per l'acquisizione di quella superstrada, perché viene detto che la Transpolesana verrà modificata in autostrada privata, quindi non mi domando perché lo Stato non pretenda il valore economico di quel bene che è stato pagato dalla collettività. Grazie. Perfetto, un'altra domanda? Bene demaniale, non bene demaniale di uso pubblico gratuito, non solo bene. Una domanda per lo scrittore. Aveva iniziato il suo intervento dicendo che il sistema del project financing è stato malamente interpretato in Italia e ne ha denunciato quindi gli aspetti. Siccome sono sempre stato convinto che in Italia, visto la nostra situazione patrimoniale, il project financing potrebbe essere una risorsa che abbiamo utilizzato, volevo chiederle se le risulta che negli altri paesi ci siano anche a livello di norma delle strutture legali di project financing che hanno invece funzionato e che potrebbero essere utilizzati come modello. Altre domande? Mi chiamo Gianni Galli, professione peones di strada. Innanzitutto vorrei chiedere la grande bugia, quando è che la finiamo? Alias, l'Italia è stata dichiarata come la nazione con la più alta corruzione in Europa, oltre il 50% risulta di tutte le corruzioni che esistono in Europa risulta essere in Italia. Hanno stimato qualcosa come 60 miliardi di euro. Io ho fatto un conto più economico perché sono anche ragioniere, ho stimato qualcosa come tra l'indotto di 300 miliardi di euro. Ora la domanda che faccio, la corruzione, la legge contro la corruzione della pubblica amministrazione e di fratelli associati, ma di più il conflitto di interessi, lo riusciamo ad abbattere o no? Perfetto, credo non ci siano più domande, giusto? Altre domande? Non c'è lui, sì, ok. No, lui fa un intervento breve, lui fa una domanda. Voglio le domande adesso, per cortesia. Ringrazio tutti per l'esposizione che hanno fatto, che tutto sommato va anche nella mia visione del territorio che abbiamo qua. Mi ha fatto piacere includere anche Vicenza in questo. Allora, per rovesciare tutto quanto il ragionamento che finora abbiamo fatto, che non c'è la domanda, si potrebbe dire sconvolgiamo tutto e parliamo di un nuovo modo di trasporto. Non si può fare qua in quest'area una specie di metropolitana? Pensate voi che si possa portare avanti uno sviluppo legato alla persona, alla mobilità della persona, piuttosto che sempre alle quote? Grazie. Mentre vi organizzate per dare queste risposte, se avete individuato le domande, un intervento di un'amministrazione pubblica al Movimento 5 Stelle ci vuole un applauso a Mira. Intanto i saluti della nostra amministrazione e anche quelli del sindaco che non poteva essere qui oggi. Niente, volevo portarvi un attimo a conoscenza del consiglio comunale che abbiamo fatto mercoledì proprio sul tema della Mestre Orte. Qui abbiamo presentato assieme al gruppo di Opzione Zero della persona di Mattia Donadella, abbiamo presentato un ordine del giorno e adesso io vi riassumerò solo i punti salienti per non farvi perdere il tempo. Vi segnalo inoltre che alla serata hanno parlato anche rappresentanti di Lega Ambiente, della CIA e sempre di Opzione Zero, altre persone. Naturalmente tutti contrari a questa opera inutile, ognuno ha portato varie cose. È stato molto interessante anche l'intervento di Lega Ambiente, che faceva vedere proprio tramite cartine che in realtà per il tragitto Mestre Orte grosso modo si risparmierebbero circa 4-5 km sul percorso totale con la nuova autostrada rispetto a quella già esistente. Quindi c'è proprio la totale inutilità dell'opera. Adesso vado un attimo a... però vanno via.
Si vedono appunto, vi do un attimo i punti salienti che abbiamo segnalati in questo ordine del giorno. Appunto abbiamo segnalato che il promotore è una cordata alla quale fa parte la Jeffrey Holding. Abbiamo segnalato appunto il consumo di suolo, che c'era circa 3.300.000 metri quadrati di territorio. Segnalati che ci sono 11.000 ettari impegnati di zone di interesse comunitario, cioè zone SIC, 5.800 ettari di zone ZPS e 8.300 ettari di parchi regionali interessati dall'opera. Dopodiché abbiamo segnalato appunto quello che ha detto anche prima Emanuele, ossia che la Mestre Orte non fa parte del corridoio TEN-T, ma è solo un'opera complementare. Abbiamo segnalato che l'Italia è uno dei paesi europei che non è dentro all'obiettivo della riduzione di gas climalteranti previsto dal protocollo di Kyoto. Alla fine abbiamo segnalato anche il discorso dell'impermeabilizzazione, segnalando appunto che in Italia vengono impermeabilizzati 70 ettari di terreno al giorno. Dopodiché vado al dispositivo dove chiediamo direttamente vi leggo questa parte qua perché è la parte più saliente, per le ragioni sopra esposte, di chiedere formalmente al governo italiano, all'ANAS, alla regione Veneto e alla provincia di Venezia il ritiro del progetto preliminare del corridoio di viabilità autostradale dorsale Civitavecchia Orte Mestre, tratta E45 e E55. Altre cose, dopodiché andiamo a chiedere formalmente al governo italiano e ad ANAS e alla regione del Veneto di attivarsi immediatamente per avviare un programma di interventi urgente per la messa in sicurezza della strada statale Romea, quindi riqualificazione dell'esistente e non puntare sempre su nuove infrastrutture. Ultimo punto aggiunto proprio durante la sede del Consiglio è stato di impegnare il Sindaco e la Giunta anche a sostenere eventuali azioni legali che potrebbero portare avanti i comitati, quindi supportare queste azioni. Questo è un po' l'esito. Vi segnalo che naturalmente alla votazione non hanno partecipato PD e PDL, che hanno trovato la scusa dell'ultimo minuto per fuggire, e quindi l'abbiamo portata avanti noi. Come sempre. Un po' di domande. Allora, innanzitutto perché non si investe qualcuno ha chiesto perché non si investe nel trasporto ferroviario di merci, perché abbiamo delle aziende di fatto di diritto privato come appunto Trenitalia, che però è quasi totale partecipazione pubblica, che appunto ragionano nell'ottica del profitto e quindi tendono ad investire nella alta velocità, nelle reti ad alta velocità, anziché nella riqualificazione delle reti esistenti che potrebbero appunto essere utilizzate sia per il trasporto di persone. I pendolari ne hanno molto più bisogno di chi si muove per le lunghe distanze, ma anche per il trasporto delle merci. Ovviamente nell'alta velocità dicono anche questo, i media lo dicono continuamente, lo spacciano come un mezzo per trasportare le merci. Questo non è assolutamente vero, perché sì, si potrebbero effettivamente trasportare le merci sull'alta velocità, non a 350 km/h, però comunque servirebbero dei carri talmente complessi da costruire, che non sono ancora stati costruiti al mondo. Non esistono questi carri di trasporto merci che viaggiano sull'alta velocità, e comunque avrebbero un costo insostenibile, perché appunto le merci pesano e insisterebbero con un peso massiccio sui binari, e quindi sostanzialmente questi binari queste infrastrutture dovrebbero essere soggette a manutenzioni molto di frequente, e quindi ci sarebbero dei costi altissimi per chi decide di trasportare le merci sull'alta velocità, che quindi di fatto rende inutilizzabile il sistema del trasporto merci sull'alta velocità. Quindi appunto si tende ad investire più che altro sull'alta velocità passeggeri, che appunto viene utilizzata pochissimo, e si tende appunto, perché appunto le lunghe tratte creano grossi profitti per le aziende, e invece appunto si tralasciano completamente le linee ferroviarie locali, che
poi sarebbero di competenza regionale, perché effettivamente la regione non ha fondi da investire sulla manutenzione di queste tratte, sulla appunto la riorganizzazione di queste tratte. Ovviamente il Movimento 5 Stelle si sta muovendo anche questo, nei provvedimenti che ci arrivano ovviamente sapete che il Movimento ha sempre appoggiato il movimento NOTAV, ma appunto che non è un movimento che dice di no alle infrastrutture, ma appunto che va in un'ottica diversa, cioè abbiamo delle reti ferroviarie esistenti, sfruttiamo quelle esistenti prima di andare a progettare nuove opere devastanti. Poi per quanto riguarda il rischio idrogeologico, c'era un signore che parlava appunto, avete considerato il rischio idrogeologico che potrebbe derivare dalla costruzione della Orte Mestre? E ovviamente sì, l'abbiamo considerato ed è uno dei principali problemi che solleviamo, perché stiamo cementificando completamente il nostro territorio, quello che abbiamo detto oggi, quindi è logico che il rischio idrogeologico è uno dei principali problemi che abbiamo. Oltretutto, continuando ad incentivare la costruzione di autostrade, l'85% delle merci in Italia continua a essere trasportato su strade, continuiamo appunto a incentivare appunto questo consumo di suolo e quindi appunto tutto il rischio idrogeologico che ne consegue. Sempre considerare che se appunto investissimo in reti ferroviarie o appunto nelle reti navigabili anche, sia i fiumi interni che poi si integrano benissimo con appunto il mare, quindi utilizzassimo anche di più i fiumi interni e il mare, appunto ridurremmo di molto le emissioni inquinanti, che è quello che ci chiede poi l'Europa e comunque tutti i protocolli internazionali che abbiamo sottoscritto per la riduzione dei gas climalteranti. Poi sto cercando di rispondere a un po' di domande, se qualcun altro cosa posso... Vabbè. Per la mappatura dei comuni, è una buona idea. Se i meetup locali poi ci potessero, quella proposta che facevi tu Orietta, la mappatura dei comuni che sono vittime del dissesto idrogeologico, è una buona idea questa. Abbiamo già fatto tra l'altro una mappatura in tal senso per quanto riguarda lo sviluppo di tumori, l'abbiamo già fatta questa mappatura nei comuni, potremmo fare la stessa cosa anche per la mappatura del dissesto idrogeologico, magari appunto anche supportate dai meetup locali, e quindi è una buonissima idea che possiamo portare avanti e che da lunedì mi impegnerò personalmente poi per attivare questa cosa. È fondamentale che diciamo cosa dobbiamo fare, cosa possiamo fare subito, non nel futuro, subito, perché la gente va sotto l'acqua sempre di più. Buongiorno a tutti, io sono Marco Davilla, scusate, sono arrivato in ritardo perché con Gianni Girotto siamo andati a dire una parola alla manifestazione dei comitati che hanno presidiato la conferenza ufficiale, eccetera. E in questo senso credo che stia un po' qui e un po' anche nella mozione che ha fatto l'amministrazione di Mira, la risposta a quel signore che chiedeva come usciamo da questa sala, perché noi siamo in tutto il territorio pieni di sale di persone che sanno benissimo, conoscono benissimo i problemi, se li dicono a vicenda, perché io credo veramente di non poter insegnare, anzi sicuramente tante persone che sono sedute di fronte a me avrebbero molto ma molto da insegnarmi sui problemi del territorio veneto, e quindi come arrivare a superare questo problema di uscire da queste sale. E la risposta ce l'abbiamo per esempio in Piemonte, dove il movimento NOTAV è riuscito a radicarsi talmente sul territorio e coinvolgere le famiglie, perché se voi andate a una manifestazione NOTAV in Piemonte, voi in televisione vedete magari gli anarchici, quelli
bocciati le bandiere di qualsiasi partito che potete pensare, ma se andate in manifestazione vedete le famiglie, vedete gli abitanti della valle. E allora quello che credo come Movimento 5 Stelle dobbiamo riuscire a fare è veramente dialogare con tutte le realtà locali che si occupano dei problemi e riuscire a mettere insieme sui temi su cui possiamo incidere. E al convegno prima è stata fatta un'osservazione a Crivellari del PD e giustamente è stato detto ma in regione queste cose si fanno da decenni e in regione un'opposizione non esiste. Ecco, adesso almeno in Italia in Parlamento un'opposizione esiste e arriveremo in regione se non opposizione anche qualcosa di più, se riusciamo il prossimo anno, e quindi noi dobbiamo partire da qua e cercare veramente di far rete con le realtà, poi meetup come ha detto Arianna, e superare questa barriera. E un'altra cosa, anche i meetup, i gruppi locali, le amministrazioni, i consiglieri comunali, sfruttare le occasioni anche delle emittenti private, perché noi quando siamo sui temi riusciamo a utilizzare come strumento le emittenti private che in qualche modo devono darci anche spazio, no? E quindi anche attraverso quello strumento portare il nostro contributo al nostro messaggio. Sì, dunque sul discorso degli altri paesi, allora diciamo subito che il project financing non esiste ovviamente solo in Italia, ma con una differenza, che negli altri paesi c'è un trasferimento, diciamo, preciso del rischio di mercato in capo al concessionario. Questo lo stabilisce una direttiva europea e anche la nuova direttiva in via di elaborazione ha recepito questo principio. Tanto è vero che nel libro verde europeo sui trasporti si mettono in evidenza proprio le anomalie italiane, diciamo, nel modo di gestire la finanza di progetto. Questa è una differenza fondamentale. L'altra differenza che mi permetto di sollevare riguarda la tariffazione. Ogni anno c'è la discussione sulle tariffe. L'aumento delle tariffe copre diciamo, i nuovi investimenti che il concessionario è tenuto a fare diciamo, per contratto. Allora, tralasciamo tutto il discorso della trasparenza, chi fa l'investimento, chi verifica che l'investimento sia fatto, chi verifica la congruità della tariffa rispetto all'investimento. Quindi lasciamo da parte tutto questo discorso che pure è importante. Ma in Italia esiste il principio per cui l'aumento delle tariffe copre appunto i nuovi investimenti. Non so, pensiamo alla realizzazione di una nuova corsia dell'autostrada. È stabilito in anticipo che su quell'investimento ci debba essere un aumento delle tariffe. Questo non esiste negli altri paesi. Perché? Perché se io realizzo una nuova corsia devo già prevedere che ci sarà un aumento di traffico e quindi l'aumento di traffico già mi coprirà l'investimento, e se non me lo copre ci si chiede perché realizzarla. Se in 30 anni di concessione non c'è un aumento di traffico significativo per coprire l'investimento, perché lo si fa? Ad esempio in Francia e in Spagna non c'è questo principio, quindi tutti i nuovi investimenti, ampliamenti eccetera eccetera sono a rischio del concessionario, che dovrà calcolare se c'è una domanda di traffico sufficiente a coprire la spesa. E ultima cosa e chiudo. C'è un problema di fondo, che in Italia manca un piano nazionale dei trasporti. Questo è un tema molto importante. Prendiamo l'esempio dell'Inghilterra. In Inghilterra esiste un piano nazionale dei trasporti che stabilisce priorità, infrastrutture, insomma tutto quello che serve al paese. Ogni nuova autostrada
il privato che si propone di realizzarla deve dimostrare che è compatibile col piano esistente, altrimenti non si fa. In Italia non c'è un piano nazionale dei trasporti, non ci sono neanche dei piani regionali, quindi come dire, si procede un po' così a spizzichi e bocconi, e in questa situazione caotica entra un po' di tutto, quindi l'appalto, l'interesse, la spartizione degli appalti, eccetera, insomma tutte le cose che abbiamo detto prima. Ecco, chiudo qui per me. Allora, si riuscirà ad avere una legge sul conflitto di interessi? No. Mi spiace deluderla, ma in tutte le chiacchiere, nemmeno nelle chiacchiere di Matteo Renzi negli ultimi mesi, è mai comparso una volta il tema del conflitto di interessi. Forse perché doveva fare trattative più o meno sotto banco, tête à tête, con il decaduto Mr. B. Non è solo una battuta questa, lo troviamo anche quotidianamente, per esempio nel fatto che si forzano le nomine, per esempio, non so, in Finmeccanica o recentemente all'Istat. Padoan è stato bocciato quando è stato proposto in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Non contenti di questo, il governo lo ha riproposto, era la prima volta che succedeva, un fatto irrituale quantomeno, ed è stato poi sostanzialmente imposto, perché alla fine, come sapete bene, arrivano le telefonate e dicono: ehi, com'è che mancavi in commissione, com'è che hai votato così o cos'ha? E il dalemiano Padoan è stato nominato. Alla fine, oggi, il dalemiano Padoan è diventato ministro, o si accinge a diventare ministro dell'economia. Con questo sistema non ne veniamo a campo, noi dobbiamo cambiare sostanzialmente le persone e le strutture, poi, perché anche una nuova generazione di politici che venga a sostituirsi gradualmente a quella esistente attraverso l'ampliamento della pratica, per esempio delle primarie nei partiti. Alcuni non ci sentono minimamente, l'abbiamo chiesto nella legge elettorale, e a destra proprio non capivano le parole, e timidezza anche a sinistra, ma poi all'interno di un partito, della struttura proprio partitica, anche il galantuomo come la mosca bianca diventa poi per i suoi stessi simili invece la pecora nera, e viene subito messo all'angolo, emarginato, sterilizzato. Quindi io da questo punto di vista sono pessimista. Le nostre proposte ci sono, per esempio abbiamo detto già in campagna elettorale un politometro, cioè valutiamo il patrimonio di un politico nel momento in cui viene eletto e al momento della fine della legislatura. Ci sono degli studi peraltro abbastanza noti sull'andamento delle proprietà di Silvio Berlusconi, prima quando aveva come sponsor politico Bettino Craxi, poi quando è diventato sponsor di se stesso, e si è visto come queste variavano in funzione del fatto che avesse o non avesse, per esempio, la Presidenza del Consiglio. Bene, Matteo Renzi avesse voluto metterci anche un pelino in difficoltà, poteva proporcelo nello streaming, invece è venuto a dire: no, non voglio niente, per carità, non proponetemi niente, sostanzialmente, salvo poi fare la figura della vittima quando ha detto: vabbè, allora sai che c'è, con te non parlo, ti dico quello che penso, ma non lo dico a te, lo dico agli italiani, perché loro sono il nostro interlocutore, tu sei spettatore, punto. Io sono pessimista dunque su questa cosa, e però non scoraggiato, pessimista nel presente, per domani vinciamo noi. Esaudite tutte le risposte? No. No,
secondo solo, esaudite il poco. La risposta, ok. Andiamo avanti. No, era quella riferito alla strada che viene intonata a una chiesa dove era lo sposerai che a pedale. Non capisco perché un'azienda privata venga dato il valore economico dell'acquisto di questa superstrada che stanno pagando ai cittadini. Quello che so io è un tema non risolto. Sulla Pedemontana c'è la cessione della Gasparona, è stato un problema sollevato, però c'è di fondo una difficoltà, credo istituzionale, che i vostri cittadini nostri devono in qualche modo farsene carico di più, perché c'è una difficoltà di sollevare il problema economico-finanziario dal basso, mentre sul tema degli appalti c'è il contenzioso amministrativo tra contendenti e quindi si manifestano le difficoltà e anche le anomalie. Mentre sui temi ambientali c'è la legittimazione a agire degli insediati, degli impattati, dei comitati, delle associazioni, non c'è analogo per le questioni economico-finanziarie, delle tariffe, dell'efficienza della spesa pubblica, della perdita dei beni demaniali. Non c'è. Si è tentato nelle resistenze di adire ai tribunali con queste motivazioni, si viene addirittura esclusi, non ammessi alla discussione. Lo possono fare solo, e questo è utile saperlo perché va premesso sempre nel tempo, le associazioni consumeristiche. Le associazioni nazionali dei consumatori possono osservare questa cosa, ma non l'hanno mai fatta finora. Bisogna prepararsi per tempo e intervenire sulle tariffe, sulle questioni economico-finanziarie. Questo è il problema, che su questo c'è un grande buco, come è ancora sotto distrazione nostra il fatto che certamente Croce Finanzi è deleterio, è una delle peggiori invenzioni recenti, ma non assolve e non risolve tutto, perché le più grandi opere del Veneto non sono in Croce Finanzi, l'alta velocità non è in Croce Finanzi, il Mose non è in Croce Finanzi, il passante di Mestre, come diceva prima, è dell'ANAS, non è del concessionario, ed è in spesa pubblica, non è in Croce Finanzi. Quindi anche la difficoltà di chiarire questo è importante. Magari se va da banco, perché mi sembra che abbia ancora qualcosa di non chiaro, lo illumino. Perfetto. Sì, prego. No, diciamo che in linea di massima l'autostrada non viene ceduta al privato, viene ceduta alla concessione. Alla fine della concessione l'autostrada deve tornare allo Stato. Allora bisogna calcolare l'investimento fatto dalla società privata e la quota di rientro di questo investimento attraverso i pedaggi. In teoria la società dovrebbe ripagarsi già di tutti i pedaggi. Se questo non avviene, se questo non avviene, lo Stato paga un indennizzo relativo alla quota non coperta dai pedaggi. Poi come vengono calcolati i pedaggi, come viene calcolato l'investimento, qui è tutto un altro capitolo e abbiamo assistito a regali giganteschi dello Stato alle società autostradali. Allora, siamo in perfetto orario, noi avevamo previsto di chiudere le ore 1:30 e poi c'è il signore che chiede ancora un attimo di replica. Vi spiego come finiamo. Adesso abbiamo saltato un passaggio perché Nicola, dovendo andare via, ci ha fatto anticipare alcune cose, quindi ci sono ancora i ragazzi di Vicenza che devono intervenire brevemente sulla Vallastico, per cui fra un attimo lasciamo 5 minuti a loro, e chiuderà Girotto, il nostro senatore che non è intervenuto, e quindi così abbiamo fatto parlare tutti i ragazzi. Sì, perfetto. Il signore, una replica veloce? Una cosa veloce. Si parla di perdita di contribuzione nella parte del prodotto interno italiano. Il mio interfaccia è la Germania. Quando vado in Germania le autostrade, come voi sapete, sono gratis. Se faccio il conto economico mio personale, ma credo che quando uno cambia o faccia la professione autostrada, il costo medio annuale dell'autostrada è di circa 4.000 euro. Questo buttato nella filiera produttiva.
crea una sperequazione tra prodotto italiano e prodotto tedesco. Noi perdiamo competizione, questo l'ha detto anche Squinzi, attraverso questa non strutturazione dell'Italia e della parte della sua produzione. Noi perdiamo competizione costantemente per l'aggravio dei costi. Abbiamo fatto un costo economico di cosa vuol dire nella proiezione di un prodotto tra una gestione anche delle infrastrutture. Allora, volevo integrare quello che ha detto Marco. Siamo stati alla riunione qui a 2 chilometri perché noi da più mesi stiamo lavorando a servizio dei comitati locali. Io ho messo il mio collaboratore qui di Treviso, che è Rosto Mazzon, a servizio. Ho detto: tu hai 2 ore al giorno di contratto con me, tu ti metti a servizio dei comitati locali. Quindi proseguiamo queste battaglie che sono totalmente convergenti, comitati e nostre. Oggi abbiamo fatto queste 2 cose, speriamo che l'una rafforzi l'altra. Naturalmente l'abbiamo fatta soprattutto per far venire qui i mass media. Io ho visto almeno Antena 3 è venuta, è benissimo. Io ho fatto una piccola intervista con Antena 3 e alla fine quello che conta è soprattutto questo, che passi un messaggio mediatico, perché qui tra di noi siamo già tutti quanti convinti, non abbiamo bisogno di raccontarcela tra di noi, abbiamo bisogno che il messaggio esca verso l'esterno. La dichiarazione fatta dal signore del perché le autostrade, perché la politica industriale, signori, ma sono domande, scusatemi, retoriche, perché la politica è corrotta, fine del discorso, non c'è molto altro da dire. A luglio dell'anno scorso in Senato era stata bocciata la nostra proposta di stabilizzare l'ecobonus, quello del 65% fino al 2020. Questo nonostante tutte le associazioni industriali, tutte, fossero venire, ma non solo le associazioni industriali, ABI, quindi le banche, sindacati, consumatori, ANCE, Associazione Nazionale Custodi Edili, tutti erano venuti in commissione di industria, io lavoro lì, a dire: abbiamo assoluto bisogno di questa misura perché porterà 1,5 milioni di posti di lavoro. Se noi stabilizziamo questa misura e quindi le famiglie sanno che per i prossimi 5 anni possono detrarre i costi degli interventi edili e di efficienza energetica, e noi aziende ci possiamo detrarre in merito, facciamo partire un circuito virtuoso enorme, che tra l'altro è già nero su bianco, perché l'ecobonus l'abbiamo già usato 3 volte. Qui abbiamo l'Enea e non mi ricordo l'altra associazione, che hanno già fatto dei rapporti nero su bianco con tutte le convenienze di questa misura. Cioè, questa è la classica misura win-win, cioè vincono tutti, non c'è nessuno che ci perde. Lo Stato ci guadagna perché tutto quello che incassa con l'IVA se lo porta dentro, emerge moltissimo nero, e tutte le parti sociali ci guadagnano. Il Senato aveva bocciato questa proposta. Io gli ho fatto il mio primo intervento e ho detto: avete bocciato questa proposta perché siete influenzati dalle lobby del petrolio, del gas e del carbone, perché un patrimonio edile, pubblico e privato, così come ce l'abbiamo, ha bisogno di quantità enormi di gasolio, di gas, di inverno per scaldarsi, e di corrente elettrica, che si fa ancora l'80% con queste materie prime fossili, d'estate per rinfrescarsi con l'aria condizionata. Quindi il motivo è molto semplice: la politica ancora è fortemente influenzata da queste lobby. Quindi se siamo qua è per questo, non ce ne sono molte altre spiegazioni da dare. Noi gli stiamo rompendo parecchio i cosiddetti. Se Renzi farà qualcosa di buono, io dico che è anche un po' merito nostro, perché stiamo Salve, sono Alessia Gamba, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Thiene, in provincia di Vicenza. Ci siamo interessati parecchio di Valdastico Nord perché
pur non partendo da Thiene, non essendo interessato il territorio tienese, comunque le ripercussioni sulla futura costruzione dell'autostrada a nord di Thiene avranno delle ripercussioni ambientali piuttosto importanti anche sul nostro territorio. Noi parliamo spesso, sentiamo nei media parlare di Valsusa, però non ci rendiamo conto che la situazione del Valdastico sarà una situazione molto simile, in quanto è previsto un tunnel a doppia canna di 30 km che Trento non vuole assolutamente, lo vuole solo il Veneto, e che comunque avrà dei costi di gestione e dei costi ambientali veramente importanti. Lì si parla di decine di aziende agricole biologiche che praticano biologico che spariranno perché i vincoli per quanto riguarda in una valle stretta, i vincoli di distanza da una sede autostradale non potranno essere rispettati. Avremo dei costi di gestione pazzeschi. Solo al costo di gestione elettrico del tunnel si avrà una potenza che sarà pari al consumo energetico di una cittadina di 20.000 abitanti. Sono evidentemente strutture antieconomiche, le quali avranno un impatto sulla nostra economia e produrranno un debito occulto, come dicevano prima, ed è una cosa chiara quando si viene a sapere che l'inaugurazione sarà prevista nel 2024 e la fine della convenzione della società della 4 Holding cesserà nel 26. È improbabile che 2 miliardi di euro possano essere recuperati in 2 anni soli di concessione, e qui sono due gli scenari possibili: clausole capestro o il rinnovo della convenzione ad libitum per rientrare dei costi, oppure un debito occulto che pesa sulle nostre spalle di 2 miliardi di euro. Ecco, c'era qualcuno che anni fa diceva che a pensare male si fa peccato, ma molte volte ci si indovina, e questo mi pare ovvio, insomma. Salve. Grazie. Allora, come vedete siamo su tutti i fronti, su tutto il territorio veneto, nelle istituzioni, nei comuni, nelle piazze e finalmente anche in Parlamento. E siamo accanto ai comitati, questo è importante dirlo e sottolinearlo. E infatti c'è qui Carlo Costantini. Dove sei, Carlo? Non te vedo. Carlo? Ah, vieni. Allora, Carlo Costantino è qui a nome dei comitati, ci spiega che cosa è successo, no, a nome suo, ci spiega cosa è successo dall'altra parte ed è anche a fianco a molti gruppi di lavoro, possiamo dirlo, anche del movimento. Buongiorno a tutti, sì, appunto io mi chiamo Carlo Costantini e lavoro da anni all'interno dei comitati e in particolare poi negli ultimi anni abbiamo messo in piedi una vera e propria rete di comitati veneti, anche un'associazione che si chiama Altro Veneto, che è poi quella che si è occupata del PTRC e di altre cose, e che unisce, diciamo, quelli che chiamiamo i saperi esperti, cioè tutta un'equipa anche di esperti nelle varie discipline, ai saperi diffusi, cioè quelli che nascono nei territori. E questo credo che sia poi la forza di unire non solo la protesta ma anche la proposta alternativa chiaramente al modello di sviluppo del PD e del PD+L, che ormai sono sempre più simili. Vorrei rassicurare il senatore che da Renzi io personalmente non ho niente di buono da aspettarmi, tutt'altro, cioè nel senso che credo dovrete attrezzarvi a fare una forte opposizione in Parlamento, ma anche una forte opposizione sociale, e quindi non è che voi dovete appoggiare i comitati. Io lungo la Pedemontana sono andato a fare negli ultimi 3 anni, penso, un dibattito per ognuno di quei paesi, chiamato dai comitati locali, dove la presenza del Movimento 5 Stelle era addirittura prevalente, e
quando che ho visto le prime elezioni locali dove il Movimento 5 Stelle cominciava a crescere, non me ne stupivo perché erano presenti nel territorio. Oggi dovete stare molto attenti a continuare a unire adesso l'impegno istituzionale nella presenza sui territori, che però non può essere delegata solo agli altri, deve vedere, e questa era la forza dei partiti nella Prima Repubblica, e deve vedere anche la presenza costante, come oggi, anche dei parlamentari, anche dei dirigenti, diciamo, o dei leader locali. Ecco, quindi credo che oggi siamo stati dall'altra parte come comitati, e sapete com'è finita, insomma. Non sapete com'è finita, e sapete che siccome il dibattito, cioè il convegno era ufficialmente pubblico, e noi siamo entrati e abbiamo occupato la sala, nel senso che tra l'altro abbiamo anche preso il microfono e abbiamo fatto il nostro dibattito. Bisogna anche dire una cosa, che una buona parte di quelli che dovevano venire, dai Chisso ai Lupi eccetera, non c'erano. Anche i deputati del PD ferraresi non li ho visti, c'erano i RAS locali veneti qua, dove il Veneto sappiamo bene che il Partito Democratico, soprattutto gli ex DS veneziani, che io conosco bene per vecchi trascorsi della mia prima vita, sono fortemente coinvolti in tutto questo sistema. Io lo vado raccontando in giro da tanto tempo, cioè Lino Brentani lo conoscevo, ricchissima data, ed è uno dei cervelli, assieme con Baita, del meccanismo di project financing autostradale. Zaoggia, che sappiamo come è stato anche finanziato, eccetera, e tutto non parliamo del capogruppo del PD in Consiglio regionale, che ha sostituito la Puppato, che è perfino ufficialmente finanziato, lo dichiara, dalle Consorzio Veneto delle Cooperative e della Cooperativa San Martino di Chioggia, che sono le due suoi principali finanziatori della campagna elettorale ufficiali dichiarati, e che sono coinvolti nell'inchiesta sul Consorzio Venezia Nuova. E questo dice ai giornali: che c'è da stupirsi, non fate i moralisti, sappiamo che per fare politica ci vogliono i soldi, si è ricchi o ci si fa finanziare. Io credo che ci sia anche altre forme per fare politica. Quindi voglio dire, questo è il personale che dovrebbe fare l'opposizione, in realtà è un personale fortemente personale politico, che poi prescinde a questo punto anche dai partiti, che è fortemente poi come dire, intrecciato con gli affari e che si alimenta degli affari. Oggi la parata propagandistica organizzata da questo Grotto, che tra l'altro è il più grande sostenitore anche della centrale a carbone, è il next deputato quindi locale, ed è anche il presidente contemporaneamente del consorzio che si chiama Nuova Romea, che non c'entra con l'autostrada, e che è uno dei due consorzi che chiedeva, cioè rivendica, si propone come appaltatore dei lavori dell'Enel. Cioè, quindi da un lato, come attualmente è capogruppo in provincia di Rovigo, sostiene politicamente la riconversione, dall'altro va con la mano a chiedere gli appalti, cioè perfino in maniera palese, voglio dire, ed è anche poi appunto il promotore invece dell'altra cosa che si chiama Associazione Romea, quella che era presieduta da Bersani, e che era, come dire, lo strumento pubblicitario che ha coinvolto anche molti comuni e amministrazioni locali, compreso la provincia di Rovigo, a sostegno del progetto della Nuova Romea nella versione Baita, Brentani, CMC di Ravenna e Mantovani, finché poi hanno ceduto la società indebitata al gruppo consigliore e quindi li hanno lasciato via libera, anche se la CMC ha già in tasca l'appalto del tratto Emiliano Veneto. Quindi vabbè, questo per dire che cosa? Che bisogna, secondo me, attrezzarvi, e dovete attrezzarvi a una lotta, secondo me, abbastanza di lungo respiro, e che bisogna, secondo me, trovare anche delle forme di maggior collegamento tra la gente
e anche, se vogliamo, anche le competenze molte che sono disposte a collaborare con il Movimento 5 Stelle. Io conosco docenti universitari, esperti in tutte le discipline che sono ampiamente disponibili. Tra l'altro io voglio anche dire che dopo 20 anni che non aderivo a un qualche partito o movimento politico, mi sono iscritto al Movimento 5 Stelle. E questo personaggio di cui ha parlato Carlo è quello che ci ha detto fatevi un convegno per conto vostro e ha rifiutato la presenza dei nostri parlamentari. Dentro e fuori le istituzioni, come dice Carlo, siamo sul territorio e stiamo presentandoci alle prossime elezioni con il comune di Portoviro, quindi il comune di Porvora, il comune di Endimara presente, il comune di Stienta, sono tanti i comuni che andranno al voto, mi sembra siano 70 a maggio. Però noi saremo solo presenti in questi 5 perché siamo dove la gente si mette in gioco, dove la gente entra in campo, si organizza, affianca i cittadini e porta avanti le proprie lotte. Dalle altre parti non possiamo essere, per cui ecco perché ci chiederanno come mai solo 4. Qui si sono svegliati, dalle altre parti dormono e questo non è un problema nostro. Chiudete? Vai. Brevemente per ricordare un'altra inutile opera che è il traforo del Grappa, che è per bypassare un incrocio, un semaforo per quale basterebbe eventualmente una galleria di un paio di chilometri, si vuole costruire una galleria di 12 km e mezzo appunto che passerà sotto il Grappa coinvolgendo falde acquifere e quindi un'altra ulteriore battaglia che c'è Daniele Nervo qua del gruppo di Solagna e che stanno battendosi anche loro contro quest'ulteriore opera che come sappiamo porta soldi in tasca ai soliti noti e nessun beneficio al territorio. Questo per dire. Io so che insomma